Siamo con Filippo Bittante, CEO di Sinergo. Buongiorno, buongiorno a lei. Con te. Sinergo è un'azienda che si occupa di progettazione integrata, multidisciplinare e sinergica. Ce ne vuole parlare? Sì, Sinergo è, come ben detto, una società di ingegneria e progettazione integrata. Il nostro perché è quello di unire idee e conoscenze per dare forma all'ambiente del domani. Questo perché all'interno della struttura, che ha più di 70 persone in questo momento, ci sono architetti, ingegneri, progettisti e tecnici che progettano e seguono l'esecuzione di importanti opere a livello pubblico come ospedali, scuole, ma anche infrastrutture sia stradali che aeroportuali, e poi tutta una serie di interventi legati all'efficientamento e alla transizione energetica e quindi produzione di energia da fonte rinnovabile su vasta scala a livello nazionale. Come vede il futuro dell'Italia in questo senso? Beh, la spinta che abbiamo avuto dal PNRR negli ultimi anni ha permesso di fare un salto importante per quanto riguarda tutta una serie di opere pubbliche, edilizia scolastica piuttosto che ospedaliera, piuttosto che infrastrutture di trasporto, e questo ci darà ancora un buon abbrivio fino al 2026-2027. Poi sul medio e lungo termine continuerà ancora a lungo tutti quelli che sono gli interventi legati alle grandi infrastrutture nazionali e alla transizione energetica, che è un passo indispensabile per rivolgersi al futuro con una sostanziale decarbonizzazione e un miglioramento di quella che è la situazione ambientale, per garantire comunque il fabbisogno energetico di un paese che continua a crescere, continua ad aver bisogno di energia per la popolazione e per lo sviluppo. Certo, e internamente cosa mi può dire dell'innovazione, dell'impiego della tecnologia nella vostra attività quotidiana? Dal punto di vista tecnologico, noi abbiamo già abbracciato da più di 10 anni una ampia digitalizzazione dei processi e anche degli strumenti. Basti pensare che in passato si progettava e si disegnava con carta e penna, poi con sistemi di assistenza al disegno come CAD. Adesso si utilizzano sistemi di modellazione tridimensionale che portano anche all'interno tutte le caratteristiche dell'opera che si va a progettare, e quindi si può operare già nella fase di pensiero, di progetto, a programmare quello che è la vita e il mantenimento poi dell'opera che vado a pensare. Questa è una parte del lavoro, il resto di innovazione è legata alla gestione del capitale umano, che è una delle sfide più importanti che stiamo vivendo in questo momento, perché c'è un forte mismatch tra il fabbisogno del settore e la disponibilità di personale che arriva dagli istituti tecnici piuttosto che dalle università. E quindi lavorando sulla motivazione delle persone, sul trovare il perché queste hanno voglia di impegnarsi in questi progetti che lasciano molto poi a chi effettivamente li utilizza, abbiamo messo in atto un sistema di risonanza molto importante che ci aiuta ad attrarre nuovi talenti e poi impiegarli e farli crescere all'interno dell'azienda. E in cosa consiste questa risonanza, ad esempio? Beh, abbiamo definito un perché che accomuna tutte le persone che lavorano all'interno della struttura e che favorisce quella che è la collaborazione. Se una persona non si sente allineata, non ha una volontà di collaborare in maniera ampia con i colleghi, non ha i valori di base per essere inserita, e quindi diciamo, in breve tempo non riuscirebbe a portare avanti l'attività, mentre chi incarna profondamente questi valori è attratto dal nostro approccio, dal nostro modo, che oltre alla collaborazione promuove un ambiente di lavoro sano, sereno, in cui le persone possono impegnarsi al 100%. Io la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie.